Startup Veneto è una business plan competition, cioè un concorso che premia le migliori idee imprenditoriali innovative espresse nella forma di business plan. Startup Veneto, giunto quest'anno alla 22esima edizione e promosso dalle università di Padova, Verona e UAV di Venezia, è un concorso che stimola la ricerca e l'innovazione tecnologica per sostenere lo sviluppo del territorio regionale e assegna premi in denaro a 5 vincitori assoluti e in 5 categorie. A tutti i partecipanti offre importanti occasioni di formazione gratuita, specialistica e intensiva, occasioni di contatti professionali e di networking e in generale è un'occasione per diffondere la cultura d'impresa nel territorio regionale. Le 5 categorie premiali sono Life Science, ICT, Industrial, Clean Tech and Energy e in Culture, Creativity and Inclusive Society. Come si struttura il concorso? Ci sono 3 fasi principali. La prima fase, il comitato tecnico scientifico valuta le idee di business pervenute e ne seleziona 25. I 25 team semifinalisti partecipano a una prima giornata intensiva di formazione il 6 giugno a Verona, a seguito della quale dovranno produrre un video pitch per presentare la propria idea di business. Grazie a questo video e alla documentazione prodotta, il comitato tecnico scientifico valuta queste idee e ne seleziona ulteriormente altre 15. I 15 team finalisti parteciperanno al programma di accelerazione, un programma intensivo di formazione messo gratuitamente a disposizione dagli atenei promotori e che si terrà a Verona presso la Casa San Fidenzio il 27, il 28 e il 29 giugno prossimi. Grazie a questo programma di accelerazione, i team finalisti acquisiranno delle skills, quindi delle capacità manageriali e impareranno a redigere il business plan. Il programma di accelerazione ha un duplice obiettivo: formare competenze in ambito business plan e potenziare le capacità manageriali e il know-how dei singoli partecipanti. Inoltre, il programma di accelerazione consente ai team finalisti di predisporre l'elevator pitch, ossia un discorso, una presentazione di 4 minuti concentrata in cui raccontare la propria idea di business durante la finale. E siamo quindi alla terza fase, la finale. Il 26 ottobre a Padova, presso le Village Triveneto, i team finalisti verranno chiamati appunto a presentare la propria idea di business. Il comitato tecnico scientifico, a seguito delle presentazioni, valuterà la documentazione prodotta, il video pitch di presentazione e la presentazione live durante la finale. Grazie a tutti questi dati verrà stilata la classifica finale. Vinceranno 5 team per ogni categoria e ci saranno poi 5 vincitori assoluti. I 5 team vincitori di Startup Veneto avranno poi la possibilità di partecipare gratuitamente al Premio Nazionale dell'Innovazione, una sorta di Champions League delle start-up regionali. Il Premio Nazionale dell'Innovazione quest'anno si terrà a Milano alla fine del mese di novembre. È risaputo che i territori dove nascono e proliferano le start-up sono anche quelli in cui si crea maggior benessere, in termini di posti di lavoro, in termini di servizi, in termini anche di benessere per la salute e culturale. È in questo contesto che è nata ormai più di 22 anni fa Startup Veneto. È in questo contesto che vogliamo supportare ricercatori, professionisti, team nel percorso di creazione delle proprie idee, o meglio di creazione di impresa a partire da idee, a partire dalla ricerca, a partire anche da idee che non fanno parte ovviamente dell'ambiente di ricerca, ma che possono portare a dei business che sono scalabili, che possono diventare scalabili. Ecco, in questo contesto la nostra competizione, la Business Plan Competition Startup Veneto, ha dato nel passato molti frutti e ne darà sicuramente ancora molti.